chiediamo con forza l'esenzione del pedaggio per i cittadini di Cornedo e per le imprese di Cornedo, quantomeno in un raggio di 10 km, dal casello Valleagno fino a Montecchio e dal casello Valleagno quantomeno fino a Tiene o Breganze. Pedemontana gratis. Cornedo lo chiede con un messaggio diretto al governatore veneto Luca Zaia. Con una mozione votata in Consiglio Comunale, il sindaco Francesco Lanaro viene incaricato di farsi portavoce in regione degli umori della cittadina vicentina, densa di attività industriali, artigianali e produttive che non possono ancora utilizzare la nuova superstrada perché il tratto tra Montecchio Maggiore e Tiene non è ancora stato aperto. Ovviamente, quando verrà inaugurato, aziende e cittadini della zona utilizzeranno la pedemontana anche nei loro movimenti quotidiani e quindi il sindaco chiede a nome di tutta la comunità l'esenzione dal pagamento del pedaggio in un raggio di 10 km. Sappiamo che la regione in questo momento ha affidato ad uno studio di ingegneria che valuta i flussi di traffico tutte le possibili esenzioni, abbonamenti, sgravi e quant'altro per incentivare l'utilizzo della pedemontana. Noi come amministrazione comunale di Cornedo chiediamo di valutare con forza per i nostri cittadini, ma soprattutto per le nostre imprese, per i nostri artigiani, la possibilità di essere esentati quantomeno in questo minimo tratto di superstrada pedemontana veneta, in cui crediamo molto nel suo utilizzo, nella sua funzionalità, ma non dobbiamo essere svantaggiati dal punto di vista dei pedaggi.